Apocalisse, capitolo 1. Prologo. Questo libro contiene una rivelazione che Gesù Cristo ha avuto a Dio per far conoscere a tutte le serve sue tutte quelle cose che ancora hanno a succedere e stanno per succedere. E Gesù manda l'angelo suo a chi lo serve suo Giovanni, per ci fa sapere. Giovanni è l'attestante di tutte quelle che Dio ha detto e tutte quelle che Gesù Cristo facette conoscere. E che se tutte quelle che Issa ha voluto. Viate chi che leggerà tutte le cose che stanno scritte in questo libro, e viate pure tutte quelle che sentoranno tutte le parole che sta profezia, e faranno tesoro tutte quelle cose che stanno scritte qua dentro, perché avvicina chi lo tempo, che succederanno tutte queste cose. Salute e 7 chiese. Io e Giovanni, e quelle 7 chiese che stanno in all'Asia, aura razia e pace voi da parte chi che è sempre stata e che tornerà da voto. A chi 7 spiriti che stanno innanzi al trono suo, a Gesù Cristo, che è l'attestante farele, e o prima che è risorto, rindò regno dei morti, e o capo tutto il re, la terra. A chi che andiamo bene assai, e già liberato rinda tutti i peccati nostri, con sangue suo. A chi che ci ha fatto davanti a un regno e brevede, per Dio suo, che è pure Padre nostro. Innanzi a esso potesse sempre tutta la gloria e tutta la potenza per sempre. Amen. Ovvican. Bene, una coppa tutta in nuvole, lo vedranno tutta la gente, pure tutte quelle che lo mettettero in croce, e tutte le nazioni della terra, si batteranno in pietà innanzi a essa. Sì, amen. Io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'uomo, che dice il Signore che è Dio. Chi che è sempre stato e che tornerà una volta. Chi che comanda in coppa a tutto il mondo, con tutta la potenza sua. La visione. Io sono Giovanni, il frate vostro in Gesù Cristo, e il compagno vostro in la sofferenza, in la costanza, e aspetto insieme con voi a venuto il regno di Dio. Io mi trovavo in all'isola Patmos, perché avevo predicato la parola di Dio, e l'attestazione che aveva fatto Gesù Cristo. Un giorno, era proprio il giorno del Signore, lo Spirito si imbusse assai a me, e sentì dare da me una voce assai potente, che pareva come una voce di una tromba, che mi diceva: scrivere in un libro tutto quello che stai vedendo e manda un libro a quelle 7 chiese che stanno in la terra e l'Asia, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Subito mi avudai per vedere chi era quello che parlava conmigo, e vedete 7 cannellieri oro, e proprio in mezzo a tutti quei cannellieri non ci stava uno che rassomigliava a un figlio dell'uomo, che aveva un cuore e una veste assai lunga, che l'arrivava fino alla coppa e piena, e attorno al piede aveva una fascia oro. E i capelli suoi erano assai bianchi, parevano bianchi come la lana e bianchi come la neve. Teneva l'occhio suo infuocato come un fuoco, e i piedi assomigliavano a 2 pezzi di bronzo lucente, come a quando gli escono puliti dentro una fornacella. La voce sua assomigliava a quello fracasso che fanno l'acqua dentro una tempesta. In la mano dritta teneva 7 stelle. A rinda bocca sua asceva la spada ammullata tutte e 2 late, e la faccia sua rassomigliava al sole quando ci prende in cielo con tutta la potenza sua. Vromo vrietto, che rietta in terra steso come un morto, innanzi ai piedi suoi, e chi si mettette subito la mano sua in gola a me e mi dicette: non ti pigliare paura, io sono il primo e l'ultimo, io sono quello che campa sempre, sono il vivente. Io ero morto, ma mo campa per sempre, e tengo in mano me il potere in coppa a morte, in coppa a tutto il regno dei morti. Scrivo perché esse tutte quelle cose che vedo, prima le cose che stanno mo e poi tutte quelle che succederanno appresso. Tu vedi 7 stelle in la mano mia dritta e 7 cannelliere oro, o viccanno, o senza loro hanno scuse e chiste, che le 7 stelle sono l'angelo che stanno in coppa a quelle 7 chiese, e che le 7 cannelliere sono le 7 chiese.